Partiamo subito con il primo candidato di oggi, che è giovanissimo, candidato sindaco a Conegliano, Marco De Toffol, per la lista SEL-IDV. Buongiorno e benvenuto. Ciao Elisa, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il candidato più giovane a Conegliano, come ti senti? Posso darti del tu, perché agli altri candidati sindaco ho sempre dato del lei, ma mi viene spontaneo. Dammi del tu Elisa, non mi offendo. Ok, mi viene spontaneo, non è per mancanza di rispetto. No, assolutamente. Come ci si sente a 20 anni a essere candidati sindaci di un comune come Conegliano, una città importante? Beh, devo dire è una bella responsabilità e è un grande impegno. Qualcuno mi ha dato del matto. Addirittura? Sì, anzi più di uno ti dirò. Qualche signora con cui ho avuto modo di parlare in queste settimane, esordita, chiedendomi: ma tu sei il candidato ventenne al comune di Conegliano? Io rispondendogli affermativamente, poi mi ha detto: oh, sei matto, cosa vai a farti male, ti distruggono. Poi era curioso vedere come dopo qualche minuto di discussione cambiavano totalmente posizione, augurandomi tutto il bene del mondo e augurandomi di vincere. Sì, è una bella responsabilità, è senz'altro un bel impegno e sono davvero contento che mi abbiano affidato questa responsabilità. C'è una bella squadra che lavora comunque intorno a me, con me, e spero di rendere onore a queste bravissime persone che collaborano per il progetto. Tra l'altro non è la prima esperienza di candidatura la tua? No, assolutamente. L'anno scorso ero candidato per il collegio di Susegana alle provinciali e anche lì abbiamo fatto un bel risultato. Vuol dire che c'è la volontà da parte delle persone di vedere volti nuovi. Volti nuovi, volti giovani, sì, un po' di rinnovamento. Non soltanto volti giovani, ma più che altro idee nuove e programmi alternativi. Allora, entriamo subito nel vivo della presentazione con il 3x4. 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. Allora, 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. Ti dico: clientelare, disillusa e miope. Clientelare perché troppo spesso è fatta da logiche di palazzo, da logiche piduiste, e abbiamo visto anche in questi giorni l'esempio leghista ci conferma che i partiti vengono visti più che altro come dei bancomat personali, a discapito poi dei militanti che aderiscono con sincero interesse e con sincera passione. Poi ho detto disillusa perché con il crollo del muro di Berlino e con i vari tonfi della borsa di Wall Street, a mio avviso sono venute a mancare le due ideologie del Novecento, quindi comunismo e liberismo, e quindi la politica manca di un retroterra forte, manca di parole guida, manca di idee e obiettivi chiari da raggiungere, e quindi è una politica che vive, diciamo, alla giornata. Infine miope perché, non riuscendo a immaginare il futuro, ha grandi difficoltà a interpretare gli eventi, ad anticiparli e diciamo a adottare delle soluzioni sul lungo termine, e quindi si limita soltanto a rincorrere poi ciò che avviene in maniera anche piuttosto scomposta. 3 aggettivi invece per descrivere la società di oggi. Allora, la società di oggi a mio avviso è competitiva, è globale e poi utilizzerei quella che ritengo una brillante definizione data da uno dei più grandi sociologi viventi, Zygmunt Bauman: è una società liquida. Società competitiva, come dicevo, perché ogni giorno siamo investiti da una lotta quotidiana per raggiungere qualsiasi tipo di risultato, che poi viene ogni giorno messo in discussione, quindi c'è un'ansia e un circolo vizioso appunto di ansia collettiva, e tutte le persone che non riescono a stare al passo, che non i più deboli, quelli che rimangono indietro in questa continua corsa, in questa continua sfida, vengono automaticamente emarginati ed esclusi. Infine, globale nell'accezione più positiva del termine, quindi come
facilità di comunicazione, come facilità di scambio di persone, di merci, di idee, di culture tra luoghi geografici che distano migliaia di chilometri, e liquida perché manca di punti di riferimento. È una realtà che cambia continuamente, di giorno in giorno, è impossibile da interpretare, perché quando si è riusciti a interiorizzare, diciamo, lo status quo, poi questo nel momento in cui appunto siamo riusciti a capirlo è in evoluzione, e quindi ci troviamo nuovamente disorientati. In più appunto è una società che manca di punti di riferimento, non c'è nulla di solido, di stabile e di permanente, e quindi c'è grande inquietudine. Allora, visto che hai citato punti di riferimento, inverto l'ordine e ti chiedo subito 3 valori in cui credi. Allora, 3 valori in cui credo, innanzitutto la solidarietà in primis, l'impegno e la bellezza. Bellezza non intesa come puro estetismo, come bellezza in senso superficiale, ma nel senso più profondo del termine. E infine 3 aggettivi per descrivere il tuo paese, la tua città. Allora, Conegliano secondo me è ambiziosa, ma nel senso positivo del termine. È una realtà un po' classista, perché molto spesso tende ad escludere ed emarginare, ma è bella da morire. Nel senso che ti confesso che ogni volta che torno a Conegliano, dopo un periodo trascorso all'estero, dopo una settimana passata in università, uscire dalla stazione di Conegliano, vedersi via Carducci, la scalinata degli Alpini, il castello, è una sensazione che per me equivale a essere a casa, insomma, e quindi ti aggiungo un quarto accogliente. A proposito della tua presenza in città, devo ringraziarti pubblicamente perché mi ero dimenticata di confermare l'appuntamento di oggi e tu ieri sei stato magnanimo e quindi so che hai fatto le corse per essere qua con noi, grazie. Figurati. Allora, al netto di questo 3x4, tiriamo le somme e dici perché hai scelto di candidarti. Beh, allora, ti ringrazio innanzitutto della domanda, ho anticipato un po' qualcosa prima. È una domanda che penso si siano posti in tanti. Ti dico, io ho scelto di candidarmi perché quando mi è stato proposto la candidatura ho capito che non era frutto di una logica di marketing elettorale, mettiamo un volto giovane così riusciamo ad ingraziarci qualche preferenza in più, ma era la conseguenza naturale di un progetto che stiamo portando avanti da qualche anno, il cui obiettivo è quello di portare il maggior numero possibile, o comunque una discreta quantità di volti nuovi all'interno della politica locale. Perché c'è la convinzione da parte di tutti noi che per interpretare quella che prima ti dicevo, descrivevo come una realtà complessa che cambia in continuazione, sono necessari dei soggetti che vivono all'interno di realtà dinamiche, come la realtà dell'associazionismo, come la realtà dell'università, che vivono a stretto contatto con la tecnologia, che quindi sono portati più di tanti altri al cambiamento. Ci tengo a fare una precisazione però, la mia non è una lista giovani, nel senso che ci sono diversi ragazzi e ragazze sotto i 30 anni, tuttavia ci sono altrettanti meno giovani, chiamiamoli così per non dire... Per delicatezza. Esatto. Che hanno tanti anni di politica, di cittadinanza, di lavoro alle spalle, che collaborano al progetto. C'è una squadra fatta di persone che hanno tantissime competenze, le più varie, che collaborano e mi aiutano appunto nella candidatura e in questa avventura. Forse il motivo principale per il quale ho accettato di candidarmi è perché tante persone che appunto collaborano all'interno di Sinistra Ecologia e Libertà, all'interno di Italia dei Valori, che hanno diciamo, dal grande spessore, dalle grandi competenze, dalla grande esperienza, il cui curriculum è di gran lunga più lungo rispetto al mio, hanno scelto di mettere da parte i propri protagonismi, diciamo le proprie ambizioni, peraltro lecite,
per appoggiare con entusiasmo la mia candidatura. E quindi questo l'ho trovato un gesto di estrema responsabilità e generosità, al che non sono riuscito a dire di no. Infine, l'ultimo motivo è perché quando vedo che c'è una realtà in difficoltà, una realtà che ritengo che si possa migliorare, una realtà che non mi piace, per natura non riesco a limitarmi alla semplice critica, ma ho bisogno di mettermi in discussione in prima persona. Quindi non solo una faccia nuova, ma una scelta nuova, appunto quella di candidare Marco De Toffol. Allora, svolta, giro di boa, entriamo nel vivo del programma. Vi ricordo che siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e anche in live streaming dal sito www.vivetv.it, dove poi da oggi pomeriggio potrete trovare la registrazione della puntata. Allora, il tuo programma elettorale si apre con un obiettivo: far entrare Conegliano nel XXI secolo. Esatto. Mi ha colpito questa frase. Sì. Perché? Beh, perché noi riteniamo che Conegliano sia fondamentalmente una città vecchia, o meglio, una città che è rimasta immobile per tantissimo tempo, soprattutto a livello culturale. Ci sono tantissime associazioni a Conegliano, penso che sono più di 300. Però a fronte di un'offerta culturale, quella coneglianese, che lo sappiamo tutti, è davvero scarsa, e quindi penso che in tal senso vada anche rivista la logica dei finanziamenti alle associazioni, che non devono essere più a pioggia, ma devono essere orientate verso un finanziamento a progetto. In ogni caso è una realtà immobile anche dal punto di vista del turismo. Siamo passati da una media di pernottamenti nelle strutture appunto alberghiere che era superiore alle 4 notti all'attuale che è pari alle 2 notti e mezzo. E quindi poi anche a livello culturale si nota questo immobilismo, e quindi noi vogliamo portare una svolta anche da questo punto di vista, con delle proposte riguardanti i diritti civili che riteniamo proprie di una sensibilità moderna. E quindi se il compito della politica è quello di anticipare le tendenze, noi siamo qui apposta per quello, e quindi vogliamo inserire un registro delle coppie di fatto che permetta al convivente stabile di poter ricevere informazioni riguardo lo stato di salute del partner, poi di accedere a graduatorie a livello regionale per l'assegnazione di alloggi pubblici, l'introduzione di un registro del testamento biologico come già fatto in altri comuni, ed infine la figura di un consigliere aggiunto, ovvero di una figura che in aula ha diritto di parola ma non di voto, il cui compito è quello di portare in consiglio comunale le istanze dei cittadini extracomunitari residenti in città. Ecco, hai anticipato poi appunto una domanda che ti avrei fatto dopo, perché sono questi 3 punti nuovi, nel vero senso della parola, all'interno di un programma. Allora, hai toccato brevemente la cultura. Partiamo dal sociale, che è uno dei temi più forti in questo momento. Quali sono le proposte di SEL e IDV per questo ambito? Allora, guarda, a mio avviso il principale compito dell'amministrazione, della futura amministrazione, sarà quello di far fronte ai drammatici effetti della crisi, e quindi bisogna intervenire nel tessuto sociale, supportando le famiglie in difficoltà, supportando le persone che hanno perso il lavoro in seguito alla crisi, aiutando i giovani a inserirsi all'interno del mondo del lavoro. Come lo facciamo? Lo facciamo con delle politiche tariffarie che agevolino appunto le fasce in difficoltà, con una rimodulazione dell'IMU e dell'IRPEF verso una logica a scaglioni, e quindi esentando, come è già stato fatto a Cagliari, gli imponibili inferiori per l'IRPEF ai 10.000 euro, aumentando l'aliquota IMU per le seconde case sfitte. Ricordiamo, a Conegliano ce ne sono più di 2.100, così da incentivare i proprietari appunto a affittarle. Un altro settore o un'altra area, come vogliamo definirla, che penso sia stata colpita più di altre dai drammatici effetti della crisi, è quella dei giovani. Sappiamo che la condizione a Conegliano per i giovani
non è delle migliori. In Italia più in generale viviamo una delle condizioni peggiori nel contesto europeo, ovvero con una disoccupazione pari al 30%, ma ciò non riguarda soltanto le aree del meridione, ma ci riguarda da vicino. A Treviso la disoccupazione giovanile è del 20%. E soltanto l'8% dei ragazzi sotto i 29 anni riesce a firmare un contratto a tempo indeterminato. Quindi c'è un'ondata di precarietà alla quale il comune deve portare delle soluzioni, deve dare delle risposte in tempi brevi ai giovani. Noi pensiamo di farlo attraverso l'istituzione di uno sportello attraverso il quale i giovani possono accedere, l'imprenditoria giovanile meglio, possa accedere a tutte le risorse che vengono dall'Europa. Inoltre potenziare i servizi che già esistono ma sono abbastanza carenti a mio avviso di orientamento in uscita dalle scuole superiori, potenziare e finanziare progetti di scambio per i giovani a livello europeo, quindi mobilità, ed infine aiutare, supportare quelle imprese che scelgono di assumere stagisti e tirocinanti, altrimenti lo stage e il tirocinio rimangono meri strumenti di lavoro gratuito e infinito. Poi una terza fascia che è stata colpita più di altre da appunto quelli che prima definivo effetti della crisi sul tessuto sociale sono le attività commerciali del centro e della periferia. Qui l'amministrazione comunale a fronte di tante richieste di supporto, di aiuto da parte dell'Ascom e dei commercianti più in generale, si è dimostrata abbastanza sorda, a mio avviso, e quindi è il compito dell'amministrazione dare una risposta a questa domanda diciamo, di cambiamento. Bisogna rilanciare le attività commerciali attraverso ad esempio delle agevolazioni fiscali sull'IMU, su TIA, sulle addizionali comunali, sull'imposta sull'occupazione del suolo, sull'imposta di pubblicità, in modo anche da consentire che quegli esercizi commerciali che risultano sfitti vengano poi occupati. Finalmente un giovane che parla di giovani, faccio un piccolo appunto. Allora, in tema invece di sicurezza, i giovani a Conegliano si sentono sicuri, ma più in generale i coneglianesi secondo te si sentono sicuri in città? Allora, guarda, io ti giro la domanda, nel senso che ritengo che la vera sicurezza sia rappresentata dal posto di lavoro, che deve essere tutelato, deve essere certo e deve essere difeso, ma penso che tu intendessi più una sicurezza, diciamo, sì, di ordine pubblico. Sì. Esatto. Ecco, in merito a questo, secondo me Conegliano è una realtà abbastanza sicura. Tuttavia, per migliorare quel livello di microcriminalità che pure esiste, io diffido nell'utilizzo di quegli esperimenti peraltro fallimentari in altri comuni come quello delle ronde di volontari. Io penserei più che altro all'adozione di piccoli provvedimenti a costo quasi zero che però possono portare un buon contributo, ovvero curare l'illuminazione nelle ore notturne, far sì che non vi siano delle zone di degrado nella città, zone di degrado nella città che spesso, in mancanza di una coesione sociale conegliano tra cittadini residenti, e quindi cittadini italiani e cittadini extracomunitari, sfocia poi nella creazione di vere e proprie aree ghetto all'interno della città, e sto pensando al Biscione di Conegliano, nelle quali poi si verificano degli eventi spiacevoli. E appunto per questo, secondo me, risolvendo un problema di coesione sociale
si risolverebbe anche un problema di microcriminalità, e quindi in tal senso, come ti ho detto prima, è necessario introdurre questa figura del consigliere aggiunto, in modo anche da dare un riconoscimento a quei cittadini extracomunitari, perché non vengano più a crearsi nella città delle aree per soli italiani e delle aree per soli extracomunitari, che francamente mi pare abbastanza assurdo. Quindi non c'è bisogno di altri occhi elettronici? Bah, io ritengo che appunto le telecamere siano un ottimo strumento che a quanto mi risulta funzionano, e se ben posizionate, quelle che ci sono penso siano sufficienti. Allora stiamo conversando. Scusami, Prego. Parlando di sicurezza, se intendiamo anche per sicurezza, appunto sicurezza personale, io direi che è doveroso parlare della messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici che ci sono a Conegliano, e quindi l'esempio più celebre secondo me è quello della palestra stadio di Conegliano. Palestra stadio di Conegliano che viene utilizzata dai più di 900 studenti del Marco Fanno, che viene utilizzata da tantissime associazioni sportive e dal cui tetto in Eternit piove all'interno dell'edificio, quando sappiamo benissimo quali sono i danni che crea il contatto continuo e prolungato con questo materiale. Ecco, quindi sicurezza a 360 gradi, non solo pensando all'ordine pubblico, ma anche a tutto il resto. Una visione diversa, ecco, e appunto completa della sicurezza. Allora, stavo dicendo che stiamo conversando con Marco De Toffol, candidato sindaco a Conegliano con le liste SEL e IDV, una lista che le riassume tutte e due. Sono due liste. Sono due liste, sono appoggiato da due liste. Sono ignorante. Entrambi hanno una ventina di candidati al Consiglio Comunale, quindi sono due liste con il proprio simbolo. Due liste, SEL più IDV, che sostengono la candidatura di Marco De Toffol. Siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e anche in live streaming dal sito www.vivetv.it, dove poi da oggi pomeriggio potrete trovare la registrazione di questa puntata. Proseguiamo con il programma di Marco De Toffol, parlando di opere pubbliche e di infrastrutture, se ce n'è ancora bisogno a Conegliano. Ecco, allora, sarò abbastanza schietto. Sappiamo tutti che l'amministrazione comunale, per discorsi di patto di stabilità, eccetera, non ha enormi risorse, e quindi mi sembra abbastanza assurdo millantare la costruzione di nuove opere. Io penso piuttosto che sia necessario mettere in sicurezza quelle che già esistono, quindi la già citata palestra stadio. In più, portare a termine quelle che ad oggi risultano incomplete. Sto pensando a via Amerigo Vespucci, che qualora venisse completata, e me lo auguro, porterebbe dei grandi vantaggi per la viabilità coneglianese, che è qualcosa di insopportabile ormai, perché renderebbe finalmente via Carducci sarebbe chiusa al traffico, così da diventare quella che a Conegliano è sempre mancata, quella piazza che a Conegliano è sempre mancata. In merito all'urbanistica mi sento di aprire una più che doverosa parentesi. A Conegliano è in programma la costruzione di 2 nuovi centri commerciali, uno sorgerà sul Menarè e uno lungo la bretella di Parè. Su questo tutti i candidati sindaco hanno detto veramente poco, e mi sembra abbastanza paradossale, perché sono 2 centri commerciali che noi reputiamo francamente inutili, perché vanno ad inserirsi all'interno di un contesto, quello del mercato, che è già di per sé saturo. In più queste due aree commerciali risultano ancora più inutili, perché ad oggi le famiglie non hanno soldi da spendere in ulteriori attività commerciali, in ulteriori negozi, per appunto la condizione in cui vivono. E quindi sono delle aree commerciali che sorgeranno a Conegliano, la cui responsabilità è dell'amministrazione uscente, il cui unico scopo è quello di occupare le ultime e uniche aree verdi di Conegliano,
e di assestare un durissimo colpo alle attività commerciali che già esistono nel centro e nella periferia, che non godono per nulla di ottima salute. Quindi da parte nostra, come abbiamo fatto e come stiamo facendo, ci opponiamo chiaramente alla costruzione di queste due aree commerciali. Queste due aree commerciali, ricordiamolo, si possono e si devono bloccare. Il comune può chiedere alla regione che venga stralciato l'accordo di programma per il centro commerciale sul Menarè per inadempienza, e può evitare di firmare l'accordo di programma per il centro commerciale a Parè. E quindi in tal senso noi nelle prossime settimane saremo in giro per Conegliano e daremo il via ad una campagna di raccolta firme per fermare la costruzione di questi due centri commerciali inutili e dannosi. Ecco, questa è una posizione diversa rispetto a quelle che si sono sentite nelle ultime settimane, proprio su questa questione dei centri commerciali. Noi consideriamo il nostro programma alternativo e quindi abbiamo delle posizioni che appunto riteniamo alternative. Trattiamo temi che nessuno ha trattato, esatto. E quindi pensiamo di rappresentare anche un'alternativa concreta e credibile per Conegliano. E poi nessuno aveva detto finora appunto che ad esempio queste due strutture commerciali possono ancora essere fermate. Assolutamente, possono essere fermate. Parlando di opere pubbliche, è strettamente collegato il tema dell'ambiente e della valorizzazione del territorio. Cosa propone Marco De Toffol in questo ambito? Beh, ho già parlato dei centri commerciali, quindi riassumendo, no a ulteriore cementificazione, no alla costruzione dei centri commerciali, sì all'adozione di un programma, di un piano energia che guardi ad un risparmio energetico per la città e che guardi alle nuove energie rinnovabili come quella eolica, come quella geotermica, e sì alla realizzazione di un parco nelle ex Fosse Tommasi che è possibile realizzare. Ricordiamo la superficie è di proprietà pubblica, è di 67.000 metri quadri se non sbaglio, sì. E in tal senso c'è un finanziamento da parte dell'Europa di 2,5 milioni di euro. Quindi le possibilità ci sono, assolutamente. Bisogna che ci sia poi la volontà di sfruttarle. Prima hai toccato il tema della cultura. Sì. Secondo te cosa si può fare in più a Conegliano? Quali attrattive mancano dal punto di vista culturale? Io vedo la realtà culturale da Conegliano come giovane e la ritengo carente. Vedo tante le realtà limitrofe che stanno lavorando bene, stanno attraendo coneglianesi. Conegliano invece perde sempre più perché non presenta un'offerta culturale, pur avendo spazi e un ventaglio associazionistico che è davvero grande. E in tal senso bisogna parlare anche dei luoghi della cultura. I luoghi della cultura sono la biblioteca che è totalmente inadatta per una città come Conegliano, perché non ha gli spazi sufficienti ad ospitare tutti gli studenti che vi si recano per studiare. I libri sono accatastati e quindi abbandonati al loro destino in una condizione paradossale. È priva di una sala conferenze, in più non è dotata di quei servizi come Media Library che permetterebbero agli iscritti alla biblioteca di scaricare ebook, di scaricare riviste, di scaricare quotidiani, audio in maniera completamente gratuita. Questo già avviene nella biblioteca di Vittorio Veneto. Allora, altro giro di boa. Per conoscere meglio il candidato sindaco Marco De Toffol, sostenuto dalle liste di SEL e IDV, candidato sindaco a Conegliano. Allora, libro, autore preferito? Autore preferito assolutamente Dostoevskij. Non chiedermi di scegliere un libro, perché scegliere tra tutti quei capolavori è francamente impossibile. È difficile. E invece canzone o cantante preferito? Qui è più facile. Io amo profondamente, e qui non sono troppo giovane nella scelta, Roberto Vecchioni.
Se devo sceglierti una canzone, ti dico senza pensarci due volte Figlia. È un brano in cui Vecchioni racconta il testamento ideale di un padre che lascia alla figlia, e è un concentrato di poesia nel quale viene anche ricordata l'importanza e il valore della sconfitta, qualcosa che si è perso totalmente al giorno d'oggi. Se dovessi scegliere un altro periodo storico nel quale vivere, quali sceglieresti? Ho rimodificato un po' la domanda, di solito chiedo qual è il periodo storico preferito. Ecco, non volermi male Elisa, ma io da buon ottimista ti dico il domani. E sei il primo che risponde così, hanno risposto tutti epoche passate, nessuno ha detto il presente, sei il primo che dice il futuro. Sono un grande ottimista io. Allora, 6 maggio si vota, stiamo conversando con Marco De Toffol, candidato sindaco a Conegliano, sostenute dalle liste di SEL e IDV. Siamo in diretta sulle frequenze di Radio Conegliano e in live streaming dal sito www.vivetv.it, dove da oggi pomeriggio poi troverete la registrazione della puntata odierna. Siamo alla fine della conversazione con Marco De Toffol e quindi è il momento delle 2 domande a sorpresa, con la risposta flash, per capire così un po' di più sulla tua personalità. L'apparenza inganna? Sì. Deciso? Sì. Assolutamente sì. Non tutto il male viene per nuocere? Grandissimo proverbio anche questo, quindi sì. Non sì. Tutto il male viene per nuocere. Grazie a Marco De Toffol, candidato sindaco a Conegliano, sostenuto da SEL e IDV, per essere stato con noi. Ciao e grazie. Oggi 6 maggio si vota a un solo candidato sindaco, ne presentiamo soltanto uno. Avevamo cercato di invitare Michela Pasini, candidato sindaco a Godega, purtroppo non siamo riusciti a metterci in contatto, ad avere una sua conferma, e quindi eventualmente vedremo nelle prossime puntate. Io vi do appuntamento per martedì 17 aprile, sempre dalle 12:15 alle 13, per 6 maggio si vota, e adesso vi auguro un buon proseguimento con la programmazione di Radio Conegliano.